Buongiorno amici da casa, oggi è venerdì, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale YouTube Surfcasting GBT Liguria. Come detto prima è venerdì e questo è il quinto giorno di elaborazione del nostro video documentario, e dico nostro perché siete sempre di più a partecipare e senza di voi non sarebbe assolutamente niente, quindi un grazie immenso per quello che state facendo. Continuate così, assolutamente, perché siete voi i grandi, non io, e che dire, vi ringrazio assolutamente di cuore. Questo è un video di aggiornamento, ce ne saranno degli altri perché voglio giocare a carte scoperte, voglio fare questo video documentario insieme a voi e farvi vedere che quello che state facendo non è inutile e come viene gestito. Quindi quest'oggi rimetterò insieme i pezzi raccolti in questi giorni, i vostri video, i pezzi di documenti scritti che ho raccolto, e verranno messi insieme con un video, con un programma un po' approssimativo che non sarà poi quello finale, diciamo che per farvi vedere un po' quello che si sta facendo, per tenervi aggiornati. Poi prima del 1° maggio, che diciamo il 1° maggio mi sono dato la scadenza per questo video, che poi sarà di libera condivisione e sarà fatto con un programma molto superiore e più piacevole sicuramente alla vista. Che dire, ieri, quarto giorno, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo forse più importante. Siamo partiti da Genova, siamo arrivati alla Sicilia e siamo arrivati addirittura al Veneto, quindi con i vostri video abbiamo dimostrato che in tutta Italia questo problema esiste e tutta Italia partecipa a questo grandissimo progetto. Io vi ricordo che per aiutarmi e per essere tutti insieme serve un semplice video di 5-10 secondi dove dite il vostro nome, la cosa più importante, da dove venite e stop alle reti sotto costa. Ragazzi, io sono sicuro che una volta finito questo progetto dovrà essere ascoltato da qualcuno e comunque sarà un grandissimo progetto fatto tutti insieme. Che dire ragazzi, io vi lascio un po' agli aggiornamenti e ci risentiamo nei prossimi giorni. Magari nei prossimi giorni caricherò anche un po' di video di pesca, giusto per rilassarci un po'. Tutto quello che mi manderete sarà raccolto assolutamente e sarà messo insieme nel prossimo aggiornamento. Quindi continuiamo così ragazzi, io vi posso solamente che dire grazie di cuore, siete veramente delle persone fantastiche e ricordatevi che il grande qua non sono io, ma siete voi. Alla prossima ragazzi. Ciao, sono Gabriele, sono di Massa Carrara, anch'io dico no alle reti da costa. Ciao, sono Flavio da Reggio Emilia, chiedo lo stop alle reti sotto costa, grazie, ciao. Ciao, sono Franco da Napoli, anche io voglio dire stop alle reti sotto costa, ciao. Ciao a tutti, mi chiamo Michele, abito in Liguria e dico basta alle reti sotto costa, grazie. Ciao, sono Raffaele e sono della provincia di Firenze. Volevo dire basta alle reti da posta, da nord a sud. Ciao. Ciao ragazzi, sono Simone Villari, dalla provincia di Messina, e anch'io voglio dire stop alle reti sotto costa. Ciao ragazzi, sono Piero Malino da Messina e anch'io voglio dire stop alla rete sotto costa. Buona serata. Ciao, sono Gabriele da Rapallo, anch'io dico stop alle reti sotto costa. Ciao ragazzi, sono Giuseppe Maccarrone dalla provincia di Messina e anche io dico stop alle reti sotto costa. Ciao, sono Lucio da Roma, anche io dico stop alle reti sotto costa.
Ciao, sono Marco Toscano e dico no alle reti sotto costa. Ciao amici pescatori, sono Luca e sono di Ferrara, faccio parte del club Malati di Pesca. Dico anch'io stop alle reti sotto costa. Se queste reti fossero posizionate almeno 300 metri dalla riva, potremmo pescare anche noi. In questa maniera pescherebbero tranquillamente anche i pescatori professionisti. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti ragazzi, sono Mirko Silvestro di Messina, anche io voglio dire no alle reti sotto costa. Ciao, mi chiamo Gianluca Scalora dalla provincia di Messina e voglio dire no alle reti sotto costa. Salve a tutti, sono Filippo di Palermo, stop alle reti sotto costa. Sono Stefano dal Salento, anche io dico stop alle reti sotto costa. Tutti ragazzi, sono Gioco Volatto dalla provincia di Messina, anche io dico no alle reti sotto costa. Ciao, mi chiamo Francesco e vengo dal Veneto e dico anch'io stop alle reti da pesca sotto costa.